Eccoci qua subito presenti per il secondo giorno e ho saltato la parte del risveglio della colazione, vabbè, perché penso sia un dettaglio superfluo. Adesso però vi mostrerò che andremo a fare un po' di workout, allenamento in palestra in italiano, quindi seguiteci e comunque la palestra l'avete già un po' vista, adesso la collauderemo. Intanto oggi Jesolo si era risvegliato con nubi e vento forte per un temporale che è passato poco distante da qua che fortunatamente ci ha graziati. Adesso ho spazio a una bella giornata. Ecco qua, pronti a fare un po' di palestra. E, cari miei, sotto a chi tocca con panorama a vista. Vai, vai che sono leggeri, vai. Olè. Bello allenamento ragazzi, top prima di andare in spiaggia. Ecco qua, siamo rientrati in camera e l'allenamento è appena finito e devo ritenermi soddisfattissimo che Davide si ritiene soddisfatto dell'allenamento fatto appunto in base ai pochi macchinari che c'erano. Vedo una bella vena qua a livello del bicipite, anche la spalla, il pettorale, tutto bello striato. Insomma ragazzi, non male, allenamento mattutino finito, tanto di pollici su e adesso andiamo a pranzo. Ecco qua, come vedete siamo in spiaggia anche oggi, giornata molto più serena di ieri, però inizia a fare un po' più di caldo, infatti i prossimi giorni la temperatura è prevista a schizzare verso livelli più estivi diciamo, e niente, adesso non si vede però intanto la tintarella aumenta e tornerò che sembrerò di un'altra nazionalità.
vedete più davanti c'è la C e la campanina, quindi siamo proprio molto molto vicini. Una bella copertura di nubi anche stasera a oscurare il sole. Incredibile le puntualità con cui arrivano sempre a quest'ora. Siamo a bandiera bianca per le nuvole, torniamo in albergo, ci andiamo a darci una bella lavata. Siamo in serata. Beh sì, a quel punto sì, se te ne stai vabbè, io Ecco cari miei, ieri sera non ho neanche fatto la fine del video tra una cosa e l'altra e dopo abbiamo trovato della gente con cui socializzare, qui non sono neanche riuscito a fare appunto la conclusione. Ebbene, quello che avete visto è stato il secondo giorno e adesso siamo già alle soglie, anzi siamo già nel terzo pienamente. E comunque spero che anche la seconda parte vi sia piaciuta e adesso sono pronto a tuffarmi nella terza.